Buonasera a tutti, eccoci ritrovati. Questa sera parliamo di un vino unico nel suo genere. Il produttore è Damian Podversic, un allievo del grande Josko Gravner. Forse siamo arrivati a un punto che l'allievo ha superato il maestro, chi lo sa. Proviamo l'assaggio. Il vino che vi propongo è il Neckay, annata 2015. Il Neckay è probabilmente veramente unico nel suo genere perché è il Tokai praticamente che Damian ha soprannominato, ha deciso di chiamare Neckay. Ora tappiamo la bottiglia e poi andiamo ad assaggiarlo. Il Neckay viene prodotto da uve a maturazione completa. Damian passa per la vigna ad assaggiare i singoli acini per vedere quando è il momento di vendemmiare, e poi quando vendemmia il vino fa un paio di mesi di macerazione e poi il tappo è perfetto, anche se Damian usa il Diam, il tappo è veramente perfetto, quindi complimenti per il Diam. Verso il vino, dicevo che fa 2-3 mesi di macerazione e poi va in potti di rovere grande per circa 36 mesi. Il colore è splendido, è bello carico, giallo dorato carichissimo, profumi di albicocca molto complessi, qualche spezia che esce al naso, tanta frutta bella matura, probabilmente è un po' freddo. Io lo assaggio, vi dico che è freddo e quindi ci vediamo più tardi al proseguimento per l'assaggio finale. Ed eccoci ritornati. Il nostro Neckay 2015 di Damian Podversic ha preso un po' di temperatura, quindi possiamo continuare la degustazione. Un grande consiglio che vi do è provate sempre ad assaggiare i vini a varie temperature, in modo da divertirvi e capire qual è la temperatura adatta al vostro palato. Il profumo sta evolvendo in maniera incredibile, molto complesso, escono sentori di frutti a polpa gialla, agrumi canditi, un po' di melacotonia anche mi sembra al naso, ed anche comunque chiude con un bel agrumato. All'assaggio è pieno, è intenso, è corposo, è un vino succoso con una bella croccantezza, anche un equilibrio gustativo fenomenale. Sicuramente manca un po' di acidità, ma quando c'hai tutte queste cose al palato l'acidità può anche venire meno. Adesso noi abbiamo un bel piatto di seppie con piselli, sappiamo che la stagione non è il massimo, però credo che sia l'abbinamento ideale. Cin cin e buon proseguimento. Neckay Damian Podversic. Ho voluto fare questo altro pezzo di video perché credo che il vino abbia bisogno di qualche anno ancora, perché è incredibile l'evoluzione che ha al naso e al palato. Vi garantisco che l'abbinamento con le seppie con piselli è fantastico, penso che ci possa stare magari un bel piatto di pesce. Un vino unico nel suo genere, come ho detto all'inizio. L'evoluzione del naso è fenomenale. Vi auguro buon proseguimento, buonanotte.